La storia delle ville vesuviane della Barra è un intrigo gentile di famiglie nobili e spiriti magni. In un miglio d'oro, che è il colore del grano delle campagne che affascinarono Maria Amalia di Sassonia, regina consorte di Carlo III di Borbone, si conservano tuttora le tracce più evidenti dell'unicità di Napoli e del suo regno antico. Un amalgama straordinario di povertà, ricchezza, tradizione e modernità. Le ville gentili del Miglio diedero lustro a una terra che in una triste risacca povera aveva pasciuto una parte del popolo napoletano lazzarona. Il sogno di Maria Amalia, insediatosi su quello del mercante fiammingo nativo d'Aversa, Gaspare Romer di Villa Bisignano, divenne presto da esempio per molti e fece del casale Reggio della Barra un giardino lieto di delizia. Appartenuta ai principi Sanseverino di Bisignano, la Villa Mattone ospitò la regina d'Ungheria Maria d'Austria, i marchesi d'Avalos del Vasto, gli Spinelli principi di Scalea, i Caracciolo principi di Terranova, e nutrì la passione dei principi cui era appartenuta per la scienza illuminata, coltivando le piante d'un primo giardino orto botanico. La mappa del Duca di Noia, che celebra sulla carta queste ville, non racconterà dello splendore tardo settecentesco di Villa Nasti, conosciuta anche come Villa Letizia, recentemente restaurata e destinata alla realizzazione di un presidio per la sicurezza e la legalità. Ricorderà piuttosto Villa Spinelli di Scalea, Villa Amalia, Villa Salvetti, Villa Filomena. Doveva offrirsi a chi la guardava estasiato uno spettacolo incantevole e trionfante di verde, in un contesto di salubrità che ha un'eco lontana e un suono, guardando a oggi, sempre meno vicino, meno conosciuto. Sembra colorarsi a questo modo la storia della Barra e di Villa Pignatelli di Monteleone, un'altra storia illuminata di delizia, il cui racconto dal finale amaro interseca il talento di Ferdinando Sanfelice e Ferdinando Fuga, Francesco Solimena e Domenico Antonio Vaccaro. Quanto stonano però queste note liete con il rumorio di questi anni. Quanta incuria e quanto abbandono ha prodotto il progresso. La modernità s'adagia, ma selvaggiamente, sulla tradizione. Silenzioso il degrado cui s'abbandonano questi non luoghi riposa sulla ricchezza. E non sa più memoria, così di quanto grande fosse, il casale Reggio della Barra. Ancora però resta l'Elpis esopica, non già la vana illusione di Esiodo che giace al fondo del vaso di Pandora, ma la speranza tenace che un giorno si dia nuovo lustro alle meraviglie dei nostri casali.